Una donna non è mai a tinta unita, ma ha sfumature da cogliere e ammirare. Si legge in uno dei tanti quadrati di stoffa che testimoniano il no alla violenza sulle donne. Quadrati lavorati ai ferri, all'uncinetto, di 50 cm per 50, in lana o altri filati. Quadrati che saranno poi cuciti fra loro a 4 col filo rosso per coprire Piazza dei Signori il 19 e 20 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e poi donate in cambio di un'offerta libera destinata ad aiutare le donne in difficoltà del centro antiviolenza del comune di Vicenza, specie in un anno in cui il capoluogo berico è stato toccato da fatti di sangue che hanno scosso le coscienze, l'ultimo dei femminicidi in ordine di tempo a giugno in via Vigolo, in cui ad essere spezzate sono state le vite di 2 mamme. Servono i preparativi da parte delle volontarie per la realizzazione di questo importante progetto che si realizzerà in Piazza dei Signori i giorni 19 e 20 novembre. È un progetto contro la violenza nei confronti delle donne. Troppe volte vediamo atti violenti contro le donne e tutte insieme possiamo contribuire a raccogliere fondi per dare una mano a queste donne vittime di violenza. L'iniziativa, promossa a livello nazionale, vuole coinvolgere tutti i cittadini. L'invito a portare il proprio quadrato per sottolineare la volontà di dire stop alle violenze di genere rivolto a tutti, e la raccolta delle stoffe è attiva in Contrada del Monte, locali messi a disposizione dal comune tra la loggia del capitaniato e il cortile del municipio, quartier generale dell'iniziativa.